Buon pomeriggio, mi chiamo Agostino Dovier, sono il coordinatore dei corsi di studio in discipline informatiche, tra cui le 2 lauree triennali che vi presenterò, cioè informatica e Internet of Things, Big Data, Machine Learning. Ci sarà una parte della presentazione che è globale a tutte e due, perché entrambi i corsi di laurea che vi vado a presentare, entrambe le lauree, fanno parte della stessa tipologia di laurea, la laurea L31 in Scienze e Tecnologie Informatiche, quindi dal punto di vista così anche formale sono equivalenti. Tuttavia c'è una leggera differenza nella nostra offerta didattica che cerco di illustrarvi. Allora, innanzitutto, l'informatica. Informatica all'estero si chiama computer science. L'informatica è una scienza. Ci sono degli aspetti scientifici, degli aspetti formali, dei problemi aperti, in particolare un problema aperto dell'informatica, il problema P versus NP, è inserito nei problemi matematici del millennio. Quindi per fare una similitudine, viene detto che la computer science sta ai computer come l'astronomia sta ai telescopi. Giusto, questo forse è un po' tirata, ma insomma, sostanzialmente l'idea è questa: noi dobbiamo cercare di comprendere la scienza, le metodologie con cui programmare, con cui in qualche modo formalizzare la conoscenza e permettere al calcolatore di ragionare su questa. L'informatica è presente ovunque. L'informatica è parte di tutto quello che utilizziamo. L'informatica viene utilizzata in sala operatoria come pilota automatico di un aereo, per collegarci in rete, per fare questa stessa presentazione, per fare la didattica in DAD durante i terribile periodo del lockdown, per l'automazione industriale, per la musica, per scrivere gli articoli del giornale, per leggere i giornali online, per collegarsi in rete. Quindi chi si occupa di informatica può dare un impatto generalizzato a tutto il mondo. Chi sviluppa una app sviluppa un prodotto artigianale, ma che può essere poi utilizzato in modo facilissimo da tutto il mondo, da 7 miliardi di persone. Abbiamo una capacità di impatto enormi. Quella foto in basso sono le prime lauree in remoto che facemmo a luglio del 2020, anche quella sono anche i corsi di studio, le lauree si possono anche fare per mezzo del calcolatore. E inoltre, visto che l'informatica serve ovunque, serve davvero. C'è una richiesta enorme da parte delle aziende, non solo in Italia, in tutto il mondo, di informatici in senso lato. Qui ci sono alcuni ritagli di giornale, grosso modo c'è bisogno di 10 informatici per ogni informatico esistente. 10 a 1, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. In Italia si parla di 150.000 posti per gli informatici se ci fossero in questo momento. Quindi la disoccupazione è veramente zero. Non vi mostrerò poi particolari statistiche perché è veramente zero. Chiunque già con la laurea triennale voglia lavorare, lavora. Noi abbiamo circa il 50% dei laureati triennali che decidono di fermarsi e vanno appunto a lavorare con ottimi stipendi, altri proseguono alla magistrale per approfondire altri aspetti importanti dell'informatica. Perché studiarla a Udine se uno deve studiare informatica? Beh, a parte Udine è una città in cui si vive molto bene, ci si muove tranquillamente in bicicletta, non ci sono particolari dislivelli, è una città a misura d'uomo, ci sono anche le principali facilities, ma non ci sono gli svantaggi della grande città, e lo stesso anche per l'università. L'università ha tutto, ma il numero di iscritti rende comunque possibile un rapporto umano tra docenti e studenti, rende possibile il ricevimento ogni qualvolta uno studente ne abbia bisogno. Non abbiamo i numeri che ci sono magari a Milano, a Torino, dove ci sono migliaia di iscritti. Noi siamo nell'ordine dei
150 informatica, altrettanti a Internet of Things, forse anche qualcuno di meno negli ultimi anni, ma insomma l'ordine di grandezza è di circa 200-250 studenti complessivamente con cui si riesce ad avere un ottimo rapporto. Insomma, questa è un po' la situazione, sono anche evidenziate qui Pordenone, Trieste e Klagenfurt, perché a livello di lauree magistrali la prosecuzione delle nostre lauree può essere fatta a Udine, ma abbiamo anche una laurea congiunta con Klagenfurt, una laurea congiunta con Pordenone, una laurea congiunta con Trieste. L'informatica è a Udine dal 1979, è una delle prime lauree in informatica in Italia, e la classifica dei laureati in informatica, guardate a destra, classifica del Censis per le lauree triennali, siamo al secondo posto, classifica di Education Around per le lauree magistrali, siamo al primo posto, ma non al primo posto, che ne so, tra le medie e tra le piccole, il primo posto in assoluto. Vedete Roma La Sapienza, una grandissima università, è al 10° posto. Non è nemmeno nella prima classifica, non trovate i Politecnici di Milano e di Torino, quindi se uno deve fare informatica ed è della zona, non c'è nessuna ragione per andare altrove. Se non è della zona, magari ci sono molte ragioni per venire a Udine. Come dicevo, abbiamo poi diverse magistrali, tra cui una internazionale che si chiama Artificial Intelligence Cyber Security, abbiamo il dottorato di ricerca in informatica e intelligenza artificiale, quindi c'è poi una prosecuzione dell'offerta didattica a tutti i livelli. Abbiamo numerosi scambi Erasmus con tantissime sedi e ci sono delle posizioni per studenti di informatica presso la scuola superiore, previo superamento di un esame. La scuola superiore è una scuola di eccellenza che vi permette, anche guardando semplicemente sotto il profilo comunque puramente economico, se uno entra nelle posizioni per la scuola superiore, ha vitto, alloggio e iscrizione gratuita all'università per tutto il periodo degli studi, quindi è anche molto vantaggioso in termini economici. L'informatica serve ovunque, abbiamo detto, e non è difficile convincersi. Noi tutti usiamo in ogni momento smartphone, smartwatch, televisioni smart, appunto, tablet, usiamo la PS4, la PS5, usiamo le auto hanno del software con cui funzionano. Abbiamo il computer per seguire lezioni, per andare in banca, e poi ci sono anche tutte le problematiche relative all'infrastruttura di rete che noi utilizziamo, sia rete fisica, cavi, per dire, sia rete wifi, rete satellitare, e lì ci sono delle tecnologie che vengono appunto anche dai risultati teorici che si studiano in informatica, per la correzione degli errori, per il controllo crittografico dei dati. Insomma, alla fine, come dicevamo, l'informatico può avere un impatto enorme sulla società. L'informatico prevalentemente modella matematicamente, mediante linguaggi di programmazione, organizzando altri informatici che lo fanno, e risolve dei problemi con l'ausilio del calcolatore, quindi insomma scrive delle app, contribuisce allo sviluppo di sistemi informatici complessivi che devono essere anche sicuri contro gli attacchi degli hacker, robusti. Si implementa, si mantiene e si ottimizza il software che servono alle altre categorie professionali per svolgere il loro lavoro. L'architetto ha bisogno del software per vedere, per far vedere la rotazione 3D della casa che sta progettando. Quel software lo facciamo noi, non gli architetti. Poi c'è la scienza dei dati, l'intelligenza artificiale, il ragionamento automatico, e insomma è difficile dire che cosa farà l'informatico, perché ci sono tantissime le possibilità. Come vi dicevo, per ogni informatico ne servirebbero 10, e quindi uno può anche scegliere. Uno magari finisce a fare del software per gli architetti, facendo un esempio, come dicevo prima, non piace, e uno si sposta a fare del software per, non so, per curare il cancro, ad esempio. Insomma, cosa studierete ad informatica se vi iscriverete? Allora, innanzitutto le basi dell'informatica, la programmazione, gli algoritmi, strutture dati, la programmazione orientata agli oggetti. Ci sono ben 33 CFU, crediti formativi, per questo. E diciamo che un corso da
da un semestre a 4 ore la settimana sono 6 crediti formativi, quindi qui ce ne sono addirittura 33 sugli aspetti di programmazione, algoritmi, ma dobbiamo anche capire un po' come funziona questa macchina, cosa c'è dentro il calcolatore, come viene strutturato il sistema operativo e come questi sistemi operativi comunicano attraverso le reti, altri 33 CFU. Ad informatica si studiano anche i principi logici e i fondamenti dell'informatica che arrivano dai risultati da Alan Turing, i fondamenti dell'informatica come scienza e anche i linguaggi di programmazione. Non è che si studiano tutti i linguaggi di programmazione, che sono tantissimi e ogni giorno magari ne viene proposto uno nuovo, ma si studia la filosofia che c'è dentro, si studiano le varie casistiche, si studia come questi vengono poi trasformati, compilati in un qualcosa che il calcolatore possa eseguire. Si studiano le tecniche di ingegneria del software che permettono di combinare, di realizzare del software in modo distribuito insieme ad altri collaboratori e a produrre quello che il cliente ci chiede, le basi di dati, l'interazione uomo-macchina. Vedete quanti crediti? Praticamente il corso di laurea in informatica ha tantissimi crediti nell'area dell'informatica. Oltre a questo ci sono dei corsi di base nell'area dell'analisi matematica, della matematica discreta, calcolo delle probabilità statistiche, calcolo scientifico e la fisica. Inoltre il corso prevede 9 CFU di tirocinio, tipicamente in azienda, si può anche fare nei laboratori dell'università, e 12 CFU a scelta dello studente. Poi riprenderemo delle cose comuni con l'altro corso. Volevo presentarvi anche il corso in Internet of Things, Big Data, Machine Learning, che chiameremo brevemente IBML, che è un corso sempre della classe di informatica, sempre della laurea 31. Anche questo corso è stato certificato dal GRIN, che è un ente di certificazione dei corsi di informatica in Italia, e in Friuli Venezia Giulia gli unici 2 corsi che hanno questa etichetta sono appunto IBML e l'informatica che vi ho detto prima, non ce ne sono altri, né a Udine né in altre sedi universitarie. È stata abbastanza pubblicizzata nei giornali la nascita di questa laurea, che modifica un po' il piano di studi di informatica per andare incontro ad alcune richieste delle cosiddette parti sociali, cioè dalle aziende, del territorio, eccetera. Quindi si cerca di fare un percorso un po' più mirato verso l'analisi dei dati, machine learning e l'Internet of Things. Perché studiare IBML? Le stesse ragioni di prima, con in più magari un aspetto applicativo verso queste nuove anche tecnologie che ci permettono appunto di comunicare attraverso gli smartwatch e affini. Anche qui continua a valere quanto detto per informatica, però vedete anche Internet of Things, il nostro mondo non sarà più lo stesso, Big Data cosa sono e come le aziende competono con le Big Data Analytics. E, insomma, ci sono, se uno fa una ricerca con web, cercasi di lavoro, area informatica, area Big Data, area Internet of Things, venite rincorsi. Ora, cosa si studia? Poi vedremo le parti comuni a prima, ma ora vi evidenzio le differenze. Qui si studiano anche fondamenti di scienza dei dati e di machine learning, anche dal profilo un po' teorico, perché anche qui c'è una teoria, anche qui c'è una scienza dietro, scienza dei dati. Il machine learning è una parte che sta all'interno dell'AI, dell'intelligenza artificiale, e anche lì ci sono dei fondamenti teorici dell'intelligenza artificiale, quindi si approcciano questi problemi anche sotto l'aspetto scientifico, ma anche in quello pratico, quindi si imparano degli strumenti per l'analisi dei big data. Si comprendono gli aspetti sia fisici che comunicativi dei dispositivi IoT, dei sensori, e quindi ci sono anche qui 12 crediti nell'area dell'Internet of Things, ci sono 18 crediti nell'area del web, del cloud, del social computing,
8 CFU, quindi insomma sono strumenti che utilizziamo tutti e vanno compresi. Oltre a questo ci sono gli aspetti che abbiamo visto prima. Nel caso della programmazione è uguale ad informatica, 33 CFU. Nell'area di architettura, sistemi operativi e reti c'è qualcosa di meno, perdiamo qualche CFU qui, ma le cose principali le dobbiamo vedere comunque. Questo è uguale a informatica, ingegneria del software, base di dati, interazione uomo-macchina. E nell'area matematica c'è qualcosina di meno, nel senso che non c'è il calcolo scientifico, non c'è la logica, non ci sono i fondamenti dell'informatica che vengono fatti ad informatica. Il tirocinio rimane uguale e quindi in questo schemino riassuntivo le principali differenze, insomma, 2 corsi di laurea della stessa classe, molto simili, con sbocchi professionali sostanzialmente equivalenti. Da un lato si studiano un po' di più i fondamenti dell'informatica, come la logica, i fondamenti dell'informatica e i linguaggi di programmazione e anche il calcolo scientifico, dall'altro questi aspetti che danno poi il titolo al corso di laurea: tecnologie web, fondamenti di scienza dei dati, machine learning, Internet of Things, social computing. La gran parte dei corsi ha anche associato un'attività di laboratorio. Ho parlato di scienza, ho parlato di teoria, ma c'è anche la pratica, alla fine si esce con una preparazione adatta anche ad entrare subito nel mondo del lavoro già con la laurea triennale, come vi dicevo. Ci sono questi 9 CFU che sono obbligatori, si possono fare in azienda, le aziende si presentano in aula perché è un modo anche per loro per conoscere le persone e poi offrire lavoro. Alla fine dell'attività di tirocinio si scrive una tesi di laurea che spesso, anche se non al 100%, ma diciamo un 95% è basata sull'attività del lavoro di tirocinio. C'è la possibilità anche di fare un semestre all'estero con i progetti Erasmus. Per concludere, qualche esempio di tesi. Questa era una tesi, credo, di informatica, modellazione bigrafica dei veicoli a guida autonoma, quindi una modellazione dal punto di vista formale dei linguaggi di comunicazione dei veicoli a guida autonoma. Analisi di dati cancerogeni, studio dell'evoluzione di dati cancerogeni, applicazioni, quindi questo è stato svolto con il CRO di Aviano, applicazioni molto importanti. L'informatico ha capacità di analisi, di usare tool per l'analisi dei dati, di sviluppare dei tool, degli strumenti per l'analisi dei dati anche molto grandi e di collaborare con l'esperto del dominio, in questo caso con i medici. Queste sono tesi triennali, non vi sto mostrando le magistrali, queste sono tutte tesi triennali. Un'altra tesi svolta con un gruppo che si occupa di navigazione a vela, un'app, vedete c'è anche uno screenshot, un'app che riceve dei segnali dai sensori messi su una barca a vela relativi al vento, all'umidità, alla velocità e altre cose, e calcola, dice cosa conviene fare per raggiungere un certo obiettivo. Quindi vedete qui la capacità di interfacciare anche uno strumento, in questo caso Android, con i sensori presenti sulla barca e il software gira sul cellulare. Uno degli sbocchi futuri dell'informatica potrebbe essere il quantum computer, il computer quantistico. In questo momento non ce ne sono molti al mondo e non hanno tantissimi quantum bit, hanno un problema tecnologico che devono essere tenuti a meno 273 gradi e questo consuma tantissima energia. Tuttavia è uno dei possibili sbocchi futuri, perché la potenza di calcolo del computer quantistico è veramente è difficile da commisurare con quella del calcolatore che stiamo utilizzando. Per un certo tipo di attività è sostanzialmente equivalente, ma per altri tipi di attività che hanno a che fare magari con la ricerca in spazi che crescono come degli alberi, come quelli disegnati, potrebbe dare veramente un enorme speed up alla velocità. E anche qui vedete una tesi triennale che riesce comunque a manipolare, a comprendere come scrivere del software per macchine quantistiche.
Questa è un'altra tesi che ha a che fare con il cubo di Rubik. Il cubo di Rubik viene modellato, la risoluzione viene fatta tramite il calcolatore, ma c'è anche un'interfaccia mediante un visualizzatore che vi fa vedere come avviene la cosa. Quindi qui c'è proprio l'aspetto modellistico del gioco, la risoluzione tramite calcolatore, quindi mi fa scritto un programma con un software, con un linguaggio di programmazione per l'intelligenza artificiale, viene risolto e l'output viene inviato su un browser. Così come giochi, questo è il Serious Game, c'è tutta un'area che si occupa della Human Computer Interaction, che ci fa simulare attraverso dei giochi dei potenziali problemi, quindi si apprendono alcune cose utilizzando i giochi seri. Questo è un gioco che ha a che fare con l'hacking, e questo invece è un gioco che ha a che fare con una bomba, simulazione di una situazione di bomba in un aeroporto. Ci si mette anche gli occhiali, insomma, alla fine sono simulazioni molto realistiche, si sta anche male alle volte, mentre vengono dei sensi di nausea, però non si salta in aria, quando la bomba per caso esplode non si muore, quindi va bene provare così anche il software di evacuazione da un aereo che cade e così via. Questa è una tesi, magari visivamente è meno appealing, però insomma è una tesi che ha a che fare con la determinazione in modo automatico di fake news, capire quando una notizia è vera o quando non lo è. Noi di solito riusciamo a capirlo facendo un certo tipo di attività, questo software simula sostanzialmente le nostre attività. Come si accede al corso di laurea? Non c'è un numero chiuso, non c'è uno sbarramento d'ingresso, non c'è un test d'ingresso, voi vi iscrivete e basta, punto. Ma ho sentito parlare che c'è un test, no, non è un test d'ingresso, noi abbiamo comunque, come tutti i corsi di area scientifica e anche quelli di area ingegneristica, c'è un test che la simulazione la potete fare in questo sito CISIA Online, ma non è necessario superarlo per iscriversi, l'iscrizione è gratuita. Se non lo superate lo potete superare poi in un secondo momento più avanti. Questo test dovrebbe comunque mirare un po' la vostra preparazione dal punto di vista matematico soprattutto. Ma io non starei a preoccuparmi più di tanto, perché quello che vi viene chiesto è di prendere 7 ventesimi su un test che misura le vostre competenze matematiche. E non usa matematica, di solito in questo test raramente trovate cose avanzate come derivate integrali, è proprio la matematica fino alla terza, massimo quarta superiore. E dovete prendere 7 ventesimi, che è 3,5 decimi, ok? Quindi non è un grosso problema, credetemi. In ogni caso, anche se per caso quel giorno uno sta male o non capisce bene le domande perché il monitor farfallava e si prende di meno, si può rifare, poi nel frattempo si possono fare gli esami del primo anno, poi si può parlare con i docenti di matematica, alla fine quel test può essere superato anche mediante dei colloqui interni, quindi non c'è nessun problema. Lo dico perché è una domanda tipica che arriva: ah, c'è il test d'ingresso? No, non c'è il test d'ingresso, però fatelo questo, così vi rendete conto. Vi rendete conto, sulla parte di matematica sapete che dovete prendere 7. Io sono convinto che se state lì concentrati, almeno un 12-13 senza grossi problemi si prende, perché vuol dire la sufficienza 12-13. Insomma. Chiaro che, come abbiamo visto, questi corsi di laurea hanno bisogno di abbastanza matematica, quindi insomma dobbiamo chiedere che uno prenda almeno 3,5 decimi su un compito di matematica. Se uno prende proprio di meno, allora forse il corso non fa per lui. Ultimo lucido ha a che fare con questo è molto importante secondo me, ha a che fare con l'occupazione, sono dati Alma Laurea. Vi dicevo, e non sto imbrogliando, è vero questo, cercate con Google, cercate come volete, c'è un bisogno di informatici in senso lato enorme. E questo si vede sia nel tasso di occupazione, che è la colonna di sinistra, che sullo stipendio medio, che è scusate, il tasso di occupazione che è sull'asse delle Y, che sullo stipendio medio sull'asse delle X. Questi sono sostanzialmente dei dati nazionali
Informatica, tecnologia, ICT, guardate a sinistra, tasso di occupazione maggiore di tutti. A destra, stipendio maggiore di tutti. Al secondo posto, in entrambi i casi, ingegneria industriale dell'informazione, quindi poco sotto informatica c'è ingegneria industriale dell'informazione, guardate bene, non ingegneria civile che è abbastanza più sotto, poi c'è l'economico, magari se uno vi dice, ah ma no, vai a fare arte e design è il futuro, ecco, arte e design è ultimo come tasso di occupazione e ultimo anche come stipendio, quindi insomma, valutate bene prima di fare arte e design, poi se avete questa passione va bene. Letterario, umanistico, psicologico, vedete qua giù, scienze motorie sportive, politico, sociale, comunicazione, sono psicologico, agrario, forestale, comunque, no, questi sono dati Alma Laurea. I dati ci sono sia per la triennale che per la magistrale, la situazione è la stessa, semplicemente cambierà qualche percentuale, qualche cosa nello stipendio, che per la triennale è leggermente più basso. Voi dite, ma non è tanto come stipendio? Sì, no, ma questo è uno stipendio medio e a tot mesi dalla laurea, gli stipendi poi aumentano, insomma, no? In ogni caso con informatica si parte con stipendio più alto. Se questo corso vi sembra che sia interessante, come io spero, contattateci, iscrivetevi. Il modo ufficiale per contattarci per domande è didattica.dmif, poi vengono girate a me se sono domande di ordine appunto che hanno a che fare con le immatricolazioni o con i prerequisiti, eccetera. Abbiamo un servizio di tutor su Facebook, tutor.dmif, ma comunque insomma, poi eventualmente anche all'ufficio orientamento dell'Ateneo, poi vi forwardano a noi. Ok, io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, spero di vedervi in presenza a lezione da ottobre. Buon pomeriggio e arrivederci. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Sebastiano Sonego e sono qui per presentarvi il corso di laurea in matematica presso l'Università di Udine, corso di laurea che coordino. Allora, io sono sicuro che tutti quanti abbiate un'idea di che cosa sia la matematica, dopotutto l'avete studiata a scuola per molti anni. Ma io voglio lo stesso spendere due parole su questo tema cercando di convincervi che la matematica è presente ovunque. Perché voglio fare questo? Perché questa può essere una buona ragione per studiare matematica, anche se in realtà non occupa esattamente la posizione centrale fra i vostri interessi. Il punto è che la matematica può fornirvi una chiave di lettura originale anche per discipline che possono apparire distanti. Che cos'è allora la matematica? Beh, innanzitutto la matematica è pensiero astratto. Quella che vedete in questa slide è la matematica che già conoscete, anche se in forma più avanzata. Tutti avete studiato algebra, molti di voi hanno studiato anche analisi, ma sarebbe sbagliato pensare che la matematica si occupi solo di numeri o di argomenti legati ai numeri. Gran parte della matematica si occupa di relazioni, di strutture e addirittura delle fondamenta stesse del ragionamento, si occupa di logica. E a sinistra qui vedete infatti un famoso testo di logica, questi sono i principi a matematica di Russell e Whitehead. Curiosamente solo a pagina 362, vedete a metà della pagina, si dimostra che 1 più 1 è uguale a 2. Se ci vogliono 362 pagine per arrivare qui, è chiaro che c'è molto più nella matematica che in numeri. Poi la matematica, come sapete, si occupa anche dello studio delle forme, quello che spesso va sotto il nome di geometria. Non solo la geometria euclidea, temi classici come lo studio delle figure regolari, oppure più recenti come la tassellazione non periodica del piano, che vedete lì in basso, ma anche la geometria si occupa anche di spazi insoliti, come ad esempio il nastro di Möbius, una superficie con una faccia sola che vedete rappresentata lì a destra, in una visione artistica dovuta a Escher. E naturalmente dalla geometria alle arti figurative il passo è breve, la matematica può ispirare anche persone interessate alle arti, come ad esempio architetti.
Anni fa è stato proposto di realizzare il Centro di Arti di Taiwan, vedete un modellino nella slide in alto, ispirandosi proprio al nastro di Möbius. Poi è stato scelto un altro progetto, ma quello era molto bello. Parlando di tassellazioni, i maestri sono gli arabi, vedete in basso, e Escher, che ho già ricordato prima. E la matematica ha legami profondi anche con un'altra arte, la musica. Si va dalla semplice osservazione di Pitagora che suoni consonanti, cioè gradevoli se prodotti simultaneamente, sono legati a rapporti di numeri interi piccoli, fino ad arrivare alle sofisticatissime costruzioni di Bach, dove un intero pezzo musicale, qui vedete ad esempio il contrappunto 7 dall'arte della fuga, viene sottoposto a trasformazioni che da un punto di vista matematico sono perfettamente ben definite. E se vi interessano legami fra logica, pittura e musica, qui c'è un libro che va assolutamente letto. La matematica poi è evidente in tutte le manifestazioni della natura, dalle orbite dei corpi celesti, la forma di certi organismi, e bisogna ricordare anche che è solo utilizzando la matematica che si riesce a descrivere la struttura più intima delle leggi di natura. E alla fine la matematica conta innumerevoli applicazioni pratiche e sono davvero troppe per elencarle in maniera completa. Si va da applicazioni abbastanza ovvie come economia, informatica, ingegneria, fino ad arrivare a applicazioni poco note. Ad esempio ci sono dei teoremi molto interessanti relativi ai sistemi di voto e addirittura sulla matematica sono basati molti effetti di magia, di diciamo, giochi di prestigio. La matematica è la disciplina low cost per eccellenza. Non serve praticamente niente per fare matematica. Carta, penna, un computer se c'è è meglio, e qualcuno scherzando dice che serve anche molto caffè. Veniamo a questo punto a quello che vi interessa concretamente nell'immediato. Come sono strutturati gli studi universitari in matematica? Quella che vedete qui è una panoramica completa. C'è un test d'ingresso e qui bisogna assolutamente, devo tranquillizzarvi. Molti si preoccupano del test d'ingresso, chiedono informazioni. Il test d'ingresso non è assolutamente un problema. Se vi capita di avere dei debiti nel test d'ingresso, noi abbiamo previsto che questi debiti vengano colmati quando vengono superati determinati esami del primo anno. Quindi il test d'ingresso non deve preoccuparvi, non è come il terribile test di ammissione a medicina di cui spesso si sente parlare. Dopo il test d'ingresso inizia la laurea triennale. E una cosa interessante è che in realtà iscrivendovi a matematica non è che in qualche maniera vi impegnate a fare matematica anche alla magistrale. Ecco, bisogna dire che la laurea triennale in matematica non è una laurea professionalizzante, è costruita con l'idea di fornire il primo stadio per la prosecuzione poi alla laurea magistrale. Però la laurea magistrale può essere anche in altre discipline, non necessariamente matematica. Con la laurea triennale in matematica ci si può iscrivere poi alla magistrale di informatica, alla magistrale in fisica e anche ad alcune magistrali di ingegneria, non tutte perché spesso alle magistrali di ingegneria vengono richiesti dei crediti di ingegneria in maniera consistente che matematica non fornisce, però ad esempio se uno è interessato ai corsi di modellistica dei politecnici, che sono considerate lauree magistrali in ingegneria di alto livello, ecco lì preferiscono avere a che fare con studenti che vengono da matematica perché hanno bisogno di una formazione matematica molto solida. Dopodiché si parla del dottorato di ricerca, ma qui stiamo parlando di un orizzonte temporale ormai abbastanza lungo. Un'informazione importante da dare è che ci sono delle borse di studio. Oltre alle borse di studio date dalla scuola superiore dell'Università di Udine, di cui penso che qualcuno vi parlerà appositamente, ci sono delle borse di studio pensate proprio per chi si iscrive a matematica, che vengono date dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica, l'INDAM. Collegandovi al sito dell'INDAM potete avere più informazioni su questo. Nell'immediato quello che mi interessa è questo quadro qua. In pratica qui ho elencato gli insegnamenti dei 3 anni
dei primi 3 anni, quelli è la triennale. Allora, la cosa più importante da osservare sono i numerini che vedete vicino ai nomi degli insegnamenti. 6 vuol dire che è un insegnamento, come si dice, da 6 crediti, che vuol dire che all'incirca il corso dura da 3 a 3 mesi e mezzo. 12 sono gli insegnamenti da 12 crediti e qui stiamo parlando di corsi di 7 mesi circa. Ecco, ovviamente questi sono i corsi più impegnativi e giustamente credo abbiamo deciso di fare in modo che questi siano distribuiti durante tutto l'anno. Attenzione che questo non è vero per tutti i corsi di laurea. Ci sono dei corsi di laurea in cui molti corsi impegnativi da 12 crediti vengono compressi in un semestre. A matematica questo non succede perché crediamo che ci voglia tempo per capire bene le cose e anche per consolidare quello che si è capito. Per chi intende proseguire con matematica, ma come dicevo prima non si tratta di una scelta obbligata, qui avete un panorama della laurea magistrale, ma qui io non entrerei troppo nei dettagli visto che, come dicevo, è una cosa che semmai vi può interessare fra 3 anni. La questione del dopo. Chi si laurea in matematica trova lavoro? Beh, i dati che potete vedere qui sembrano mostrare proprio di sì. E qui devo aggiungere che c'è un mito duro da sfatare, ma assolutamente falso. Secondo questo mito, chi si laurea in matematica ha 3 scelte. Può continuare nella ricerca, può andare a insegnare, oppure rimanere disoccupato. Ecco, questo grafico mostra che le cose non stanno così. Anzi, una buona percentuale dei matematici lavora nell'industria o presso banche e compagnie di assicurazioni. Beh, vedete che c'è una fascia abbastanza ampia che effettivamente lavora nell'insegnamento, ma questo perché molte persone che in partenza vogliono andare a insegnare poi si iscrivono a matematica. Ecco, bisogna guardare tutto il resto, vedete che è uno spettro abbastanza variegato. Qui vale la pena osservare che di solito i matematici vengono impiegati in compiti di responsabilità e addirittura vengono preferiti a laureati in discipline più tecniche. Quando si arriva a un certo livello la preparazione specifica non ha veramente importanza, serve molto di più una certa mentalità logico-analitica e questo è il punto di forza dei matematici. Va anche detto che il contenuto matematico di altre lauree è stato progressivamente ridotto e purtroppo presumibilmente si ridurrà ancora, quindi aziende che desiderano personale con buone conoscenze di matematica e più in generale appunto con un'ottima predisposizione di tipo logico-analitica si rivolgono più volentieri a matematici che a laureati in altre discipline. Alla formazione specifica, dicono spesso, ci pensano loro, sono le competenze di base che sono difficilissime da recuperare. Ecco, chi vuole leggere delle storie raccontate direttamente dai protagonisti, cioè matematici che alla fine si sono occupati nella loro carriera di argomenti che spesso uno non associa direttamente alla matematica, può consultare questo sito. Ci sarebbe anche un libro, ma purtroppo non viene più stampato, ma sostanzialmente sul sito trovate tutto. Trovate appunto queste interviste. Allora, sintetizzando, cosa possiamo dire? Corso di laurea in matematica è un percorso impegnativo, però sicuramente di soddisfazione. Come ho detto prima, forma dei laureati con delle basi solide e delle capacità logiche e analitiche spiccate. Sempre come ho detto prima, non viene fornito un know-how specifico, questo non è un corso di laurea professionalizzante, ma viene fornito qualcosa di molto più importante, degli strumenti per pensare generali ed efficaci. E questo è il motivo, come dicevo, per cui spesso i matematici vengono apprezzati e preferiti dalle realtà produttive. Sbocchi professionali ce ne sono molti, anche in posizioni di responsabilità. Non l'ho detto prima, però dei laureati in matematica presso la nostra università occupano dei posti di prestigio anche all'estero, in università, in centri di ricerca, in banche. E ultima cosa da osservare, questo dovrebbe essere per voi un valore aggiunto, non abbiamo tantissimi iscritti, ci giriamo intorno ai 40 iscritti. Lo scorso anno siamo arrivati a 50, ma non si va sopra quel numero.
Allora, questo dal punto di vista dello studente dovrebbe essere un punto a favore, perché questo vuol dire che non siete uno studente fra tanti. In tempi abbastanza brevi i docenti iniziano a conoscervi praticamente uno per uno e si riesce a instaurare un buon rapporto fra studenti e docenti. Tenete conto che con pochi studenti i docenti sono anche ovviamente molto più disponibili. Inoltre abbiamo un servizio di tutorato molto efficace. Ecco, io ho terminato, vi invito per avere maggiori informazioni a consultare le pagine web del Dipartimento, qui vedete la pagina dedicata alla triennale, poi potete anche curiosare su quella della magistrale e non esitate a rivolgere eventuali domande ai tutor oppure alla nostra manager. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Buon pomeriggio, io sono Claudio Picciarelli e sono il coordinatore del corso di Scienze e Tecnologie Multimediali. Perché studiare a STM, come lo chiamiamo noi? Beh, si tratta di un corso di laurea che mira a formare dei professionisti con competenze sia culturali che tecnologiche per lavorare nell'ambito del multimedia, quindi in ambito informatico innanzitutto, ma poi anche legato all'audiovisivo e in generale alla comunicazione multimediale. Quindi cosa vuol dire questo? Significa che agli studenti vengono forniti preparazione e strumenti necessari per lavorare in generale nel mondo della comunicazione usando i nuovi media. Quindi stiamo parlando di web, ad esempio, di social network e in generale tutti i nuovi canali che ci vengono messi a disposizione dalle tecnologie di oggigiorno, senza escludere eventualmente anche i media tradizionali come ad esempio la televisione, la radio e così via. Quindi questa è forse la prima peculiarità di STM che rende questo corso abbastanza unico nel panorama nazionale, perché si tratta di un corso che io chiamo ibrido. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un corso che ha sicuramente delle basi preponderanti di carattere tecnologico e informatico, d'altronde è un corso del Dipartimento di Scienze, Matematiche, Informatiche e Fisiche, ma questa preparazione informatica da sola non basta per lavorare in questi ambiti. Bisogna avere anche conoscenze più umanistiche legate ad esempio al mondo del cinema, al mondo della pubblicità, al mondo della comunicazione efficace e così via. Quindi l'insegnamento cerca di mettere assieme questi due mondi, quello più scientifico e quello più umanistico, per formare una figura professionale che sia competente in tutte queste materie. La seconda peculiarità del corso è la sua sede. Infatti, pur essendo un corso dell'Università degli Studi di Udine, le lezioni si tengono nella sede distaccata di Pordenone. È una sede molto carina e secondo me gradevole anche per le sue dimensioni. È una sede ancora abbastanza piccola da permettere di mantenere il contatto umano tra personale, docenti e studenti, ma comunque abbastanza grande per ospitare tutti i laboratori e le aule di cui abbiamo bisogno per le nostre attività didattiche. Riguardo all'accesso, il corso non ha un limite sugli accessi, nel senso che l'accesso è libero, e non è previsto un test di accesso, è prevista invece una verifica della preparazione iniziale che ci serve solo per capire a che livello si trovano gli studenti in ingresso, se hanno delle competenze minime per poter affrontare il corso senza problemi. Tenete conto che nonostante questa sia una cosa che preoccupa moltissimo i nuovi iscritti, in realtà tipicamente non è un problema per nessuno, si passa abbastanza facilmente questa verifica. In ogni caso non limita l'accesso al corso, tant'è che è una verifica che viene fatta dopo l'immatricolazione vera e propria. Quindi non preoccupatevi per queste verifiche iniziali, sono molto semplici. Come si articola il corso? Ma essenzialmente
vista quella natura ibrida di cui parlavamo prima, il corso è articolato su 2 classi di laurea. Infatti è un corso interclasse. La classe L20, che è quella delle lauree nell'ambito delle scienze della comunicazione, e la classe L31, che è quella delle lauree di scienze e tecnologie informatiche. Ad esempio anche il corso di laurea in informatica appartiene alla classe L31. Lo studente, quando alla fine si laureerà, dovrà scegliere in quale di queste 2 classi conseguire la laurea, ma è una scelta che può essere fatta più avanti, tipicamente prima dell'iscrizione al terzo e ultimo anno, quindi non è una scelta che va presa subito. Ci sono inoltre 2 curriculum, 2 percorsi di studi, ma che sono molto simili tra di loro, li vedremo adesso più nel dettaglio. Cambiano giusto di un paio di insegnamenti perché uno dei 2 è più focalizzato sull'ambito musicale, mentre l'altro è più generico nell'ambito del multimedia. Gli insegnamenti che affrontiamo quindi ricadono in 3 grosse categorie. Una è quella dell'informatica, ovviamente. In questo ambito ricadono tutti gli insegnamenti di natura informatica legati alla programmazione, legati alle reti di comunicazione, legati al web. Poi c'è la seconda grande categoria, che è quella del multimedia. In questo ambito ricadono insegnamenti legati alla produzione cinematografica, ad esempio, alla regia, alla gestione dell'audio, della musica, eccetera, eccetera. E infine c'è una terza categoria importante, che è quella di diritti e società, in cui ci sono tutta una serie di insegnamenti di sociologia. La sociologia ovviamente è fondamentale se vogliamo parlare di comunicazione, e anche alcuni aspetti legati al mondo del diritto, perché naturalmente le nuove tecnologie ci hanno portato a dover affrontare delle tematiche nuove in tema di diritto, come ad esempio quelle sulla proprietà intellettuale. Qual è la proprietà intellettuale di un documento digitale che può essere messo online e copiato infinite volte? Sicuramente la cosa va affrontata in maniera diversa da come accadeva in passato. Il curriculum, quindi questo è quello in multimedia e industria digitale. Ho evidenziato con colori diversi gli insegnamenti delle 3 aree: informatica, media, diritto e società. Quindi vedete c'è comunque molta informatica, c'è un corso di informatica multimediale al primo anno in cui si imparano le basi della programmazione, un altro laboratorio più focalizzato sui sistemi multimediali, al secondo anno un insegnamento di reti, programmazione focalizzata per il web, un laboratorio di realtà aumentata, uno di game programming e così via. Poi ci sono gli insegnamenti legati al mondo del multimedia, teoria, tecniche e linguaggi del cinema, laboratorio di ripresa digitale, di montaggio digitale, comunicazione visuale, e infine quelli legati al mondo appunto della sociologia e del diritto, quindi sociologia della comunicazione, social media e infine l'insegnamento di diritto dell'informazione e dei media. Nell'altro curriculum abbiamo questi insegnamenti, essenzialmente sono molto simili a quelli del primo curriculum che abbiamo visto, a parte alcuni che sono più focalizzati sul mondo della musica. C'è ad esempio musica negli audiovisivi, musica elettronica, laboratorio di restauro audio e semiografia digitale della musica. In ogni caso, in tutte le attività ci sono attività di laboratorio abbastanza molto presenti. L'intero corso di laurea è stato studiato per fare tanta attività pratica, e questo si vede anche nei nomi degli insegnamenti che andrete ad affrontare. Vedete che in molti di questi c'è proprio la parola laboratorio di mezzo per evidenziare questo aspetto. Quindi laboratorio di programmazione, di ripresa, di montaggio digitale, di realtà aumentata e così via. Se siete curiosi di vedere alcuni dei prodotti dei nostri studenti, visto che si occupano comunque di multimedia,
Io vi invito a consultare il nostro canale YouTube, lo trovate su YouTube, si chiama STM Uniud, e in questo canale pubblichiamo alcuni dei lavori più carini fatti dai nostri studenti in ambito di esame, oppure di laurea. Ecco. Giusto per mostrarvi qualche esempio, questo è un fotogramma tratto da un cortometraggio in cui gli studenti parlano di come si preparano per affrontare un esame. E come potete vedere dall'immagine, insomma, secondo loro è una cosa abbastanza complicata, ma non è vero. Questo è un esempio invece di un lavoro sviluppato da uno studente nell'ambito del corso di realtà aumentata. In questo caso è un gioco molto semplice, in cui bisogna fare canestro con un pallone, ma che si integra in un girato reale in cui il canestro viene posizionato lì dove si trovano specifici marker messi all'interno della scena. Quest'altro invece è un gioco sviluppato nell'ambito del laboratorio di game programming, quindi è un insegnamento dedicato esplicitamente al mondo della programmazione di videogiochi. Spesso si tratta di videogiochi per l'ambito del serious gaming, quindi giochi che servono in realtà anche per insegnare qualcosa o per convogliare un certo messaggio. Comunque anche questo era un bel gioco con una serie di enigmi di rompicapo ambientato al tempo della pandemia, quindi molto attuale. Dopo la laurea che cosa si fa? Ma la maggior parte degli studenti, come vedete il 44% degli studenti a un anno dalla laurea in STM lavora, e un'altra fetta abbastanza cospicua, il 33% degli studenti, decide invece di proseguire gli studi nella laurea magistrale. In questo caso lo sbocco naturale dei laureati di STM è la laurea magistrale in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione, che si tiene sempre nella sede di Pordenone. Poi ci sono alcuni studenti che lavorano e studiano contemporaneamente, e la fetta di quelli che ancora stanno cercando lavoro è una fetta residua e molto piccola. Io concludo dandovi i nostri contatti. Il sito web è quello che potete leggere in questa slide, il sito web istituzionale in cui trovate tutte le informazioni del caso, ma soprattutto volevo darvi i contatti dei nostri tutor. I tutor sono degli studenti che aiutano altri studenti, danno informazioni sulle modalità di iscrizione, su come si partecipa a un esame, e cercano insomma di rispondere a tutte quelle domande più semplici che hanno gli studenti che sono appena arrivati o che vogliono arrivare a STM. Li trovate sia via mail all'indirizzo tutoratomultimediale@uniud.it, oppure sulla pagina Facebook di STM, o anche su Instagram nel canale, e su Telegram nel canale tutor di MIF. Infine vi ricordo l'indirizzo del nostro canale YouTube STM Uniud, dove potete vedere alcuni lavori sviluppati dai nostri studenti. Ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.